troppa comodità, mi sono salvato perché guarda, si sta così, ogni tanto toccare con mano tutte le comodità del mondo, ogni tanto sì, perché a volte magari c'è qualcuno che si ha 8 euro che chiaramente proprio non ce l'ha, e non è scontato che io ce l'avrò tutta la vita, lei ogni mese è una battaglia, ogni mese è una guerra, e questa è una bella guerra, perché poi con la parlata si aumenta il rischio. No, mi è uscito abbastanza bene per ora, e secondo me sto male. Ognuno di noi a modo suo. Eccolo qua il brevetto, è un po' miracolato. Io me l'ho svegliato ieri sera, ho assistito a un incidente, dalle parole miracolo vero, ci sono più persone miracolate, da chi è stata centrata a pieno a quel terzo ragazzo che guidava il contromano in curva più di una piotta. Miracolato non che non si è ammazzato perché c'era la guerveglia che sembrava un colpiere, ma perché non ha ammazzato qualcuno, perché poi si campa bene quando ammazzi qualcuno. E quindi una panda parcheggiata in doppia fila, ho motivo di pensare che abbia salvato la vita a un po' di persone, ha attutito, e secondo me sto male, e quindi una barba senza schiuma da barba per toccare con mano, che si può avere e si può non avere, è un po' più dura, lascia qualche segno, ma poco male, nulla mi ha dato per scontato, nulla non mi è per scontato. Oggi è sabato, faccio quello che mi pare, zero doveri, solo rispetto. Secondo te sto male? Viva la vita!